Spinelli con un principio attivo sempre più potente e allarme cannabis e marijuana, secondo uno studio messo a punto dall'equipe di igiene ambientale e tossicologia forense dell'ULSS 12 veneziana, che da 4 anni analizza le sostanze sequestrate sulle strade della provincia di Venezia e di gran parte del Veneto, notando dati preoccupanti. In campioni analizzati, circa 5.000 campioni raccolti nell'arco di 4 anni, dal 2010 al 2013, siamo aumenti che parliamo attorno dal 6 all'8% e mostrano inoltre una diminuzione di un altro principio attivo cannabinoide che è il CBD, che tutela dagli effetti negativi del THC. Se nello spinello di cannabis o marijuana sale il THC, il tetraidrocannabinolo, e diminuisce il CBD che ne mitiga gli effetti per gli adolescenti e più in generale per i consumatori sono devastanti. Aumento del rischio dipendenza, danni cronici certi, danni al sistema neurologico più gravi nei giovani al di sotto dei 18 anni, perché la cannabis interferisce con la regolare maturazione del cervello. Cominciano ad esserci evidenze scientifiche su danni neurologici al sistema nervoso centrale molto significativi, ma soprattutto su neuropatie periferiche certamente e sul fegato, sul sistema epatobiliare, che crea qualche problema. Un uso abituale che ha fatto crescere gli accessi al pronto soccorso per incidenti stradali, consumatori in aumento, consumatori sempre più giovani. Negli ultimi 6 mesi, solo nell'ULSS 12, ben 29 ragazzi seguiti dal servizio dipendenze, tra di loro 24 hanno meno di 19 anni. L'uso di internet, l'uso di un mercato che è una facile accessibilità anche a minori, sicuramente crea un motivo di allarme.